Un'ultima considerazione sui saldi. La Guardia di Finanza ha pescato 4 negozi che in pratica hanno fatto partire i saldi in anticipo, ma il comune è mezzo gaudio, cioè voglio dire, non penso che solo a Portogruaro succedano queste cose. Lei cosa ne pensa? Io non generalizzerei mai, che poi pochi hanno trasgredito, se l'hanno trasgredito la legge, bene, bisogna vedere, non credo che si debba considerare tutti i commercianti di Portogruaro alla stessa stregua, e tanto più non si deve considerare che Portogruaro è diversa da altre parti. La Guardia di Finanza in maniera autonoma, senza coinvolgere il comune di Portogruaro, questo lo dico anche perché è passata un'idea che magari il comune di Portogruaro abbia sollecitato la Guardia di Finanza, non è assolutamente vero. La Guardia di Finanza ha operato, come ha dichiarato il tenente, di sua iniziativa, peraltro legato, credo di non sbagliare quando dico era legato alla frode e non tanto alle disposizioni della legge sul commercio, l'articolo 15 in particolare, sì, che è di competenza del comune e della polizia urbana. Quindi io credo che quello che ha fatto la Guardia di Finanza sta nei normali controlli, nelle attività proprie dell'ente. Certo, non si respira un bel clima a Portogruaro, tra campane, tra queste operazioni. Ma io starei attento. L'hanno iniziato in salita.